queste rocce che possono sembrare messe a caso, in realtà se si guardano un po' con attenzione e un po' dalla distanza, queste rocce stanno a rappresentare una mano. Questa mano è la mano divina che sta per accogliere i fedeli che vanno verso l'ingresso della chiesa. Ai piedi della chiesa poi possiamo anche, cioè ai piedi, di fronte alla chiesa possiamo anche trovare il campanile, realizzato successivamente da Ceroli intorno al 2008, campanile in legno di pino di Russia. Siamo qui con Giusy Balatta del gruppo Olbia Tempio del FAI. Allora, siamo qui a Porto Rotondo, 2 bellissime giornate in 2 luoghi davvero molto belli. Sì, effettivamente noi siamo appunto il gruppo del Fondo Ambiente Italiano, abbiamo voluto partecipare alla raccolta fondi che il FAI organizza in queste 2 giornate, due weekend annuali, che sono le giornate FAI di primavera e in questo caso le giornate FAI di autunno, appunto sabato 15 e domenica 16. Abbiamo come gruppo pensato di svolgere questo evento qui a Porto Rotondo perché riteniamo che ormai sia parte della nostra storia come territorio gallurese. Non possiamo certo considerare Porto Rotondo un luogo turistico e basta, ma è invece un borgo ricco di storia, importante e anche diciamo abbiamo infatti individuato 2 siti che sono il Teatro Mario Ceruli alle mie spalle e la chiesa di San Lorenzo, dove i visitatori hanno potuto ammirare anche il lavoro di artisti famosi nel panorama nazionale, come appunto Cascella, Ceroli e poi anche, giusto per citarne anche un altro, ma ce ne sono tanti, e anche l'artista bretone Chapelain che ha da poco anche decorato la via Belli, che è proprio la via di collegamento tra i 2 siti. Siamo diciamo abbastanza soddisfatti soprattutto per il lavoro svolto in collaborazione con i 3 licei di Olbia, il liceo classico Gramsci, il liceo Mossa scientifico e il liceo artistico di André. Perché i ragazzi sono stati molto bravi e hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa, naturalmente hanno ricevuto una formazione grazie all'apporto solo proprio volontaristico dei loro insegnanti e sono stati insomma all'altezza del compito assegnato. Poi ringraziamo anche chi ci ospita qui. Certo. Noi ringraziamo, lo abbiamo già fatto, ma ribadisco, ringraziamo il Comune di Olbia che è partner e il Consorzio di Porto Rotondo e in particolare la Fondazione Porto Rotondo che peraltro ci ha anche reso questa sorpresa insomma di avere il conte Luigi Dona delle Rose come guida durante le visite della chiesa di San Lorenzo, che è appunto proprietà della fondazione. Quindi allora, bellissime giornate. Quando ci diamo appuntamento? In primavera adesso? Adesso sì, il prossimo appuntamento saranno le giornate FAI di primavera. Ho dimenticato un particolare anche ringraziamento ai ragazzi sempre del liceo De André, ma musicale, perché si sono esibiti sia nel teatro che nella piazzetta antistante la chiesa con dei brani sia per chitarra, flauti e anche canto. Insomma hanno reso più allegre queste giornate e sono stati molto bravi. Noi ti ringraziamo qui da Porto Rotondo, poi ci rivedremo per le giornate FAI, quelle di primavera, saranno sicuramente splendide come quelle che abbiamo vissuto in questi 2 giorni.
Grazie e alla prossima. Ciao. Ciao.